Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, martedì 16 settembre. Dunque, la notizia del giorno in realtà si sapeva già ieri, ma non era stata pubblicata, che il ragazzo, l'indiziato, l'iscritto, lo sospettato, quel ragazzo iscritto al registro di indagati per quanto riguarda il ferimento della signora di origine polacca però turista tedesca che, come sapete, è stata coltellata 2 settimane fa in via Vespucci e è stato portato in carcere. Noi l'abbiamo saputo già ieri, però francamente avendo solo una conferma che era in carcere, tra l'altro il carcere di Padova, quindi non sappiamo perché nel carcere di Padova, perché diciamo dovrebbe essere andato a finire nel carcere di Venezia e comunque non si sa altro. Da fonti esterne alla famiglia ci riferiscono che la famiglia non sa nulla, però detta fra di noi ci sembra un po' strano perché voglio dire, comunque questo ragazzo o un avvocato d'ufficio o un avvocato, c'era stato detto che avevano trovato un avvocato di Padova, comunque per legge viene informato di tutto e quindi anche i familiari mi sembra strano che non vengano a saperlo. Io ho avuto un contatto prima con una persona esterna, dice che, non sapevano neanche di questa notizia. Io ve la giro come che ce la dicono. Allora, ovviamente ve lo dico la verità, io ormai avevo sposato questa idea, questa cosa che lui non c'entrasse, ma non per un motivo così di simpatia verso la famiglia che non conosco, ma per tutta una serie di informazioni che abbiamo avuto in questi giorni, dal fatto che più persone ci hanno detto che io non guida la moto, sul fatto che più persone, ma anche persone degli ambienti ospedalieri, ci dicono che con quel tipo di medicinale non poteva camminare più di tanto, sul fatto anche dell'intervista che abbiamo fatto con i due cugini marocchini che dicevano che questo qua ha corso velocemente, aveva la moto ed è scappato. Tra l'altro si parla che i carabinieri, questa è una cosa che è venuta fuori adesso, hanno trovato il casco, ma il casco non è un casco integrale, almeno da quello che ci riferiscono sempre una fonte esterna della famiglia, mentre qualcuno diceva insomma che il casco era integrale. Vi ricordo sempre che nell'intervista, ve la metto anche nel link in descrizione, di questi due cugini marocchini dicevano che comunque non era alto e comunque aveva questo casco integrale. Adesso onestamente uno dei marocchini, il signor Caffi, non parla bene l'italiano, l'altra ragazza lo parla meglio, io non so se c'è un fraintendimento su cos'è il casco integrale e un casco che copre. E comunque abbiamo sempre dato diciamo massima rispetto delle forze dell'ordine e quindi se sono arrivati a questa cosa evidentemente ci sono più di qualche indizio. Ricordiamo che quando c'è un'indagine di questo tipo, proprio per legge dalle forze dell'ordine non deve trapelare nulla ed è quello che è successo fino adesso. Ecco, però c'è anche un altro aspetto, sarà forse perché io continuo dentro di me a sposare quest'idea che non è questo ragazzo, ma c'è il fatto che diciamo, il giudice, il magistrato che segue questa vicenda, diciamo, potrebbe, siccome finché non è sicuro che questa persona non sia responsabile, può dire ma se succede un'altra volta e quindi se può reiterare il reato oppure può inquinare le prove e quindi a fronte di queste condizioni possono scattare le misure cautelari e quindi di metterlo in galera. Quindi questa è un po' la situazione, in realtà non si sa altro, almeno al momento non sappiamo altro, ricordiamo che comunque è un'indagine tenuta sotto il massimo riservo. Non credo assolutamente che le forze dell'ordine cerchino per forza a tutti i costi un responsabile tanto per placare l'opinione pubblica, eccetera, eccetera. Fanno le cose sicuramente con tutti i criteri che vanno fatti in queste situazioni. E io dentro di me continuo a pensare che infatti non sentirò anche la Michela, ma io non avrei intenzione di mettere né foto né nome finché non abbiamo una certa sicurezza. Ricordiamo comunque che per diritto diciamo di legge
uno finché non è condannato è, diciamo, non è colpevole, funziona così, e al momento, diciamo, anche se in galera non ci sono notizie tali, informazioni tali che si possano arrivare che c'è qualcosa in più. Con questo, come potete sentirmi, sono molto perplesso. Ci sono delle cose, tra virgolette, soprattutto il fatto che la famiglia dice che non sapeva nulla, però capisco anche che in situazioni come questa la famiglia si trova in forte difficoltà. Quindi, tra l'altro, sempre da fonti esterne della famiglia ci dicono che la famiglia ha sempre detto che questo ragazzo era a casa e non era uscito. Però anche la storia che non sa usare una moto, magari non l'hanno mai visto usare una moto, però magari l'ha saputo usare. È tutto un po' così. Comunque la notizia di oggi è che sto ragazzo in galera, che sappiamo noi, non a Venezia, ma a Padova. Il caffè del mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia. In Veneto sono in corso le selezioni per i corsi biennali di ITS Academy Turismo Veneto, corsi di alta formazione in cui gli studenti imparano teoria, pratica e svolgono stage per formarsi. Per chi giunge da fuori Chioggia c'è anche un'opportunità in più, viene garantito l'alloggio gratuito. Le modalità sono ancora comunque al vaglio, ma si tratta di un'opportunità che dovrebbe invogliare ad affrontare il percorso. Le prossime selezioni si svolgeranno il 16 martedì a Verona, sede Confcommercio, venerdì 19 ad Asiago presso l'Istituto Superiore Mario Rigoni Stern e il 22 settembre, lunedì a Padova presso la sede Confcommercio. I corsi organizzati da ITS Turismo Veneto della durata di 2 anni vengono realizzati per rispondere alle esigenze delle imprese, con docenti professionisti del settore turistico. Per partecipare alle selezioni ci si deve preiscrivere sul sito ITS Turismo Veneto e poi presentarsi nella sede scelta. Grazie al cofinanziamento da parte del Ministero di Istruzione del Merito, della Fondazione del Supporto Regionale, il costo dei corsi è molto accessibile. Il percorso è ad alto livello. A Chioggia il corso sarà focalizzato su marketing e communication. Non conosci ancora l'ITS Turismo Veneto? Ecco qui 3 curiosità. Abbiamo imparato ad utilizzare i visori. Qui non è solo teoria, facciamo anche stage, workshop, lavori di gruppo e lavori con i docenti. Vuoi un'esperienza diversa? L'ITS ti permette anche di andare in Erasmus. I cittadini di Chioggia che ne faranno richiesta avranno a disposizione alberi e arbusti autoctoni da mettere a dimora. Si tratta della campagna Interventi a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio e il miglioramento dei servizi ecosistemici, edizione 2025 a cui il Comune ha deciso di aderire. Campagna promossa dalla Regione Veneto, coordinata da Veneto Agricoltura. L'assessore al Verde Serena De Perini si dice orgogliosa di aderire a tale progetto. Invita i cittadini ad aderire a questa opportunità. Piantare alberi significa investire sul futuro della nostra città, afferma, migliorando l'ambiente, la salute e la vivibilità degli spazi urbani. Anche noi come Comune, continua, aderiremo alla campagna chiedendo alberi da piantare nel nostro territorio. Le piante che saranno donate sono alberelli e arbusti autoctoni che possono essere utilizzati dagli stessi comuni per progetti di riforestazione e dai privati cittadini. Saranno disponibili al massimo 10 piantine per ogni gruppo familiare, prenotabili entro il 30 di settembre.
Che sia per una pizza fragrante, un hamburger succoso, una porzione di patatine croccanti o un'insalatona fresca e ricca, al Passaparola c'è sempre qualcosa di buono. Un posto accogliente, allegro e perfetto per stare in compagnia, tra amici, in famiglia o con chi vuoi tu. Scopri le bruschette sfiziose e i menù per tutti i gusti. Ti aspettiamo al Passaparola per una serata senza pensieri, tra buon cibo, risate e relax. Passaparola, lungomare Adriatico 32, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Un elenco di eventi che si terranno nel nostro territorio a partire dalla prossima domenica. Domenica 21 settembre, raduno auto d'epoca Il Macinino, giunto quest'anno alla sua 25esima edizione a cura dell'associazione Club Venezia Automoto Storiche. Domenica 21 settembre, stessa data, a Chioggia, manifestazione dedicata alla promozione delle arti manuali e creative, denominato Officine Creative, fatto con il cuore, a cura della società DB Solution. Venerdì 26 settembre ci sarà la tanto attesa Family Run, in collaborazione della SSD Venice Marathon e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Locale Cavalli Marini. Dal 26 al 28 settembre Open Internazionale di Scacchi a cura del Circolo Scacchistico Clodiense a Sottomarina. Il 27 e il 28 settembre ci sarà la Festa dello Sport a Chioggia, organizzata dall'Ufficio Sport del Comune di Chioggia con la collaborazione del CONI e il Panathlon sezione di Chioggia. Inoltre il 28 settembre il torneo nazionale Under 19 maschile a cura di ASD Volley Chioggia alla palestra Caccin. Sabato 11 ottobre sempre a Chioggia la manifestazione dedicata alla promozione delle arti manuali e creative, denominato appunto anche questo Officine Creative fatto con il cuore, sempre a cura della società DB Solution. Sabato 18 ottobre ci saranno i campionati italiani di Spring e Orientering a Chioggia a cura dell'ASD Orientering Galilei di Mira. Domenica 26 ottobre ci sarà l'evento Sapori d'autunno lungo tutto il Corso del Popolo a Chioggia da San Giacomo a Vigo, a cura della società Tutto in Piazza in collaborazione con Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo. L'8 ottobre Surf Casting a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Venezia Surf Casting dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 24 sull'Arenile di Sottomarina, una gara interregionale a coppie di pesca sportiva. Intanto questi. Da Maxi Frutta ha riaperto il reparto frutta e verdura, prodotti freschissimi di stagione, selezionati con cura ogni giorno per portare sulla tua tavola il meglio della natura. Un unico posto e tutto il buono, carni selezionate, salumi e formaggi tipici, frutta e verdura fresca ogni giorno. Vieni a scoprire la nuova area ortofrutta, prodotti gustosi e genuini e a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo al Maxi Frutta, Viale Mediterraneo 693. Beh, ogni volta che veniamo veramente c'è sempre un negozio nuovo, un cantiere nuovo, tantissima gente, tantissimi pioggetti, tra l'altro ogni volta che arriviamo troviamo tanta gente. È veramente questo proprio centro commerciale è veramente grande, anche dal direttore. Sensi, davvero sono d'accordo. Andrea dirà che saluto sempre caramente i nostri clienti più affezionati appunto del comune di Chioggia, limitrofi e Sottomarina. A quello che dico sempre, siamo in continuo movimento, ogni tanto ci rinnoviamo, ogni tanto cambiamo, ecco, questa è un po' come cambiare le vetrine, quando vengono rifatte frequentemente la gente passa più volentieri, viene a scoprire, a vedere eccetera, ecco, ovviamente sempre insegne importanti. Dopo vi porterò a vedere ovviamente anche l'ultima apertura Pink Woman che è aperto al piano terra. Adesso stiamo ristrutturando alle nostre spalle Yamamai che amplierà la propria offerta, quindi non solo intimo donna ma anche intimo uomo, quindi venite a scoprirci sempre, venite a trovarci, che è veramente importante anche per noi per far vedere non solo eventi e commercio ma tante altre cose, tanti servizi nuovi, come abbiamo detto anche recentemente, la lavanderia, quindi la pulisecco, il taglia e cuci, il centro dentistico piuttosto che la parrucchiera, ecco, tutte quelle cose anche che non si comprano in internet, qui a Piazza Grande si trovano, anche l'area ristorazione che è rafforzata, abbiamo 5 punti vendita appunto di ristorazione, qualcosa di
davvero bello. Qui al centro commerciale Piazza Grande di Pieve di Sacco troverete tutto questo, e anche i direttori come me, un po' grandi, ma insomma che si danno da fare, che amano tantissimo il lavoro che facciamo. Grazie Andrea, intanto tu ti vedo che saluti anche chi ti riconosce, sei ormai conosciutissimo qui, ogni volta che ma vieni... ma non picchiamo. No, vabbè, insomma, metteremo il cartello, ecco, faremo un avviso. Blogger. Cercasi dolce metà, ma mi sa che insomma dai, una ottima collaboratrice ce l'hai, ecco. Sì, parliamoci chiaro, lei è felicemente sposata. Certo, io sono infelicemente divorziato, quindi... Esatto, bene, però insomma almeno la partner dal punto di vista lavorativo l'abbiamo, adesso serve l'altra parte, insomma, ecco, quella diciamo più vicina al cuore. Vi saluto tutti caramente, anche con uno spirito un po' simpatico, alla prossima, e andiamo a vedere giù ovviamente Pink Woman. Siamo davvero contenti e soddisfatti di questa nuova apertura al centro commerciale Piazza Grande, che soddisfa sicuramente le esigenze delle nostre clienti più affezionate. Pink Woman è una garanzia, e tra l'altro il primo del punto vendita del nord-est, che è aperto proprio da qualche giorno, ci sta dando già dei grandi risultati. E quest'oggi abbiamo con noi l'amministratore delegato del gruppo Capitanio, Riccardo Capitanio, ecco, lungimirante nelle scelte, che ha visto appunto in Pink Woman un'opportunità per Piazza Grande. Certo, Pink Woman ha scelto il gruppo Capitanio per l'espansione ed è il primo negozio del nord Italia, quindi Pink Woman che arriva da quest'anno in Italia, un brand greco, 150 negozi in Grecia, punti vendita storici, ha aperto in Italia e ha scelto il gruppo Capitanio, un modo diverso di presentare la merce, molto innovativa, con capi unici, e quando è finito va via, non c'è più riassortimento, quindi una nuova tendenza e un nuovo approccio al fashion retail. Venire per credere, toccare con le proprie mani, anche perché appunto sta nell'unicità dei pezzi. Come abbiamo appena sentito, quello che vedete c'è adesso e potrete non trovarlo un altro giorno, quindi davvero venite a vedere, a mirare con i vostri occhi questo punto vendita alternativo, diverso veramente dal solito. Il plus è davvero di questi tempi, l'importanza, insomma, quello che abbiamo detto di intraprendere e imprendere in queste aperture. Il giorno d'oggi, sapete, sui negozi fisici il servizio fa la differenza, e questo ovviamente crede il centro commerciale Piazza Grande, e in particolare il gruppo Capitanio, che con questa nuova ennesima apertura si contraddistingue per servizio e opportunità. Sì, crediamo sempre e crediamo ancora più forte al fashion retail fisico, quindi negozi sempre che non muoiono, ma anzi sono aggiornati e sono ai tempi del consumatore, quindi seguono le abitudini del consumatore. Oggi il negozio nuovo si può scegliere online ed acquistare poi nel negozio fisico, quindi poi il centro commerciale di Piazza Grande è sempre molto innovativo e con un'offerta sempre rinnovata. Ogni anno si rinnova e porta anche un'offerta aggiornata. Esatto, queste nuove aperture, queste nuove iniziative danno sempre una ventata di freschezza. L'avete visto prima con i nuovi cantieri in movimento, quindi davvero continuate a scegliere Piazza Grande, che è il vostro punto di riferimento, e noi saremo qui pronti ad aspettarvi a braccia aperte. E poi abbiamo un super direttore. Grazie Riccardo. Augurandovi una buona giornata, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, la pagina Facebook Chioggia Azzurra, ma soprattutto il canale YouTube Chioggia Azzurra. Iscrivetevi, attivate le notifiche, lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti!